A Sant'Artemio la memoria prende volto e nome. Durante la mattinata dedicata alla giornata della memoria è stata consegnata la medaglia d'onore ai familiari di Erminio Pizzaia di Pederobba, militare internato nei lager nazisti. A ricevere il riconoscimento la figlia Nella, particolarmente emozionata. Che persona era? Mio padre è una persona semplice, cioè come dire, normale, e non ha mai parlato di quello che ha vissuto. Perché è stato deportato? Perché ha detto no al nazifascismo. Lui faceva parte di quegli internati che sono stati catturati nel fronte slavo dopo l'8 settembre 1943 e deportati appunto nei campi di concentramento. Lui nello specifico fu prima portato a Stettino e poi spostato in un momento successivo nel campo di concentramento di Sandbostel. Lì rimase fino alla liberazione, vale a dire aprile 1945, e dopo la liberazione ancora furono tutti trattenuti per altri mesi prima di rientrare in Italia. Un riconoscimento che rende concreto il legame tra storia e territorio, frutto di un'attenta ricerca archivistica che restituisce dignità e memoria a una vita spezzata, ricordando come quel passato non sia lontano, ma continui a interrogarci sul presente e sul futuro.